Prego Mario, ti concedo a te la linea. Ma noi riteniamo e siamo convinti di questo, che al di là dell'agonismo che i ragazzi devono mostrare in campo, deve esserci un sano spirito sportivo. Il sano spirito sportivo non si ferma nel rettangolo del campo di calcio, ma deve esistere anche fuori. I rapporti interpersonali che esistono tra le nostre società ne sono, a mio avviso, la chiara, netta conferma. E questo fa sì che i ragazzi, nel momento in cui entrano in campo, mettono l'agonismo ma hanno il rispetto dell'avversario. Abbiamo assistito a volte a delle situazioni sgradevoli e spiacevoli e noi vorremmo essere i portatori di una nuova ventata in un clima che talvolta trascende da quello che è lo spirito di sport. Ma penso che Mario abbia detto tutto. Si è creato questo bellissimo legale extracalcistico nel maggio scorso. Maggio scorso e sì, ma il bello di questo sport deve essere questo, che comunque sì, in campo 50 minuti avversari, ma finito adesso veramente ci andiamo a mangiare una pizza insieme, siamo tutti insieme, le due squadre unite, giusto, deve essere così lo sport e spero che, diciamo, questa piccola cosa abbiamo fatto comunque mandi un messaggio per le società future oppure magari le stesse società che fanno parte nel circuito della Lega. Quindi che dire, intanto faccio i complimenti a loro del risultato. Noi ci siamo difesi, siamo usciti almeno a testa alta perché da 5-1 a 5-4 ce n'è voluta, faccio i complimenti ai miei ragazzi, però il risultato parla chiaro, ha vinto la Lazio, quindi faccio i complimenti a loro, complimenti anche a noi e niente Mario, andiamo a mangiare sta pizza dai. Penso che sia il caso.